questa arteria è utilizzata in maniera pesante dalla popolazione e da tutte le attività produttive che gravitano intorno alla zona di Carpi e Novi. Una volta fatta la scelta, diciamo, sulla tipologia dell'intervento, la progettazione è stata gestita internamente dal personale della provincia di Modena in collaborazione con gli uffici tecnici dell'Uretec. Una volta ottenuto appunto la fattibilità e la realizzabilità dell'intervento sotto tutti gli aspetti, è stata poi fatta dalla provincia, organizzata una presentazione pubblica da illustrare quali erano gli aspetti specifici dell'intervento. Siamo partiti con un'organizzazione che prevede l'impiego di 3 squadre operative, ciascuna delle quali è composta da 7 o 8 elementi. Il cantiere è strutturato in modo tale che il traffico sulla strada non venga per nulla interrotto. Le prove perimetriche dinamiche finora hanno dato buoni risultati in linea con le aspettative, mentre le prove sismiche danno un'immagine più bidimensionale in quanto rappresentano quanto l'intervento Uretec ha consentito di incrementare la velocità delle onde di taglio nel terreno. Diciamo che la direzione lavori è stata molto facilitata dalla grande e notevole organizzazione dell'Uretec, che ha messo in campo squadre molto efficienti e ben organizzate. In un mese e mezzo, la previsione era di 2 mesi, comunque in tempi molto rapidi si è prevista la completa realizzazione del consolidamento del sottofondo, senza la necessità di asportare il manto superficiale, senza la necessità di asportare il sottofondo granulare.